Buongiorno, ben ritrovati con l'edizione mattutina di Focus TG. Partiamo subito dalla cronaca, ancora gli ospedali al centro dell'attenzione, soprattutto per i casi di violenza nei confronti di medici e infermieri. Ci collegheremo più tardi con Luisa Bertini dal pronto soccorso del San Bortolo. Intanto vediamo il servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Pronto soccorso, alta tensione, ancora un'aggressione, l'ennesima al San Bortolo di Vicenza e ancora una volta tutto avviene di notte. Un marocchino con problemi di alcolismo, pregiudicato e senza fissa dimora, portato con l'ambulanza in ospedale, al momento di essere visitato, ripresa conoscenza, si sarebbe scagliato con violenza contro il medico e un'infermiera che, colpita su un braccio, riporta delle contusioni. Per interrompere l'aggressione interviene un vigilante, addetto alla sicurezza, ma a sua volta viene picchiato. Sul posto si precipitano gli agenti della polizia che bloccano lo straniero. Grazie all'intervento delle volanti della Polizia di Stato è stato possibile interrompere un'azione che poteva condurre a conseguenze ben più tragiche. L'aggressore non è un volto nuovo, ha già compiuto in passato reati di varia natura, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento, ricettazione. Viene subito portato in questura dove, valutata la gravità di quel che ha fatto, viene denunciato per lesioni personali aggravate e sanzionato per 1.000 euro per aver turbato le normali attività sanitarie. Ho deciso di adottare provvedimenti decisivi proprio per allontanare definitivamente dal territorio nazionale la persona che si è resa responsabile di questo grave fatto. Il questore ha disposto l'immediato allontanamento dall'Italia del pregiudicato straniero che è già stato portato al centro per il rimpatrio di Roma. Il direttore generale dell'Ulsotto, Maria Giuseppina Bonavina, ringrazia le forze dell'ordine intervenute rapidamente a conferma dell'efficacia delle rafforzate misure di sicurezza introdotte in ospedale da prefettura, questura e comune di Vicenza. Ma adesso va risolto con ancor più decisione il problema della sicurezza per gli operatori sanitari. Abbiamo condiviso con il Capo Comitato Ordine e Sicurezza, in particolare con il signor Questore, l'estensione dei servizi di controllo dell'ospedale con la presenza della Polizia di Stato. Bisogna rafforzare quanto prima questi controlli, partiranno nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, e da questo punto di vista bisogna cercare di impedire che si ripetano fatti del genere. E ci collegheremo più tardi con Luisa Bertini in diretta per sentire la protesta del sindacato degli infermieri, il Nursind. Andiamo ad Ariano nel Polesine, dove si infittisce il giallo della morte di una donna marocchina che è stata trovata morta dai figli. Si era parlato di un proiettile conficcato in testa, il marito sostiene che è stato un incidente. Sentiamo le ultime notizie da Valentina Visentin. Si attendono dall'autopsia risposte importanti sul giallo della morte di Irkia Nawi, la 32enne mamma marocchina trovata agonizzante martedì pomeriggio dai figli di 8 e 11 anni quando sono rientrati da scuola nella loro casa di Ariano nel Polesine. La giovane donna aveva un piccolo foro alla nuca dal quale usciva sangue. Solo dopo il trasporto in ospedale la TAC ha rilevato la presenza di un piccolo proiettile che dovrà essere analizzato. La ferita è stata letale perché nella tarda serata di mercoledì Irkia è stata dichiarata morta. Anche la procura di Rovigo, che indaga per omicidio nell'unica nota ufficiale diffusa, parla di ferimento alla testa presumibilmente a causa di un proiettile. I carabinieri hanno sequestrato tutti i fucili del vicino di casa che insieme ai figli della donna ha dato l'allarme. L'anziano è un cacciatore. Da un primo esame sembrerebbe che nessuno di questi avesse sparato. Gli investigatori stanno cercando un'arma più piccola, una pistola o forse uno sparacchiodi. A terra, nel punto in cui la donna è stata trovata agonizzante, non c'era sangue. I figli e i vicini si sono accorti della ferita solo quando hanno girato il corpo, pensavano avesse battuto la testa. Il marito della donna invece si trovava al lavoro. Una testimone passata in via Fine in auto ha raccontato ai carabinieri di aver visto la 32enne martedì mattina accovacciata a terra vicino ad un rudere intenta a raccogliere uova, un'attività che faceva tutti i giorni. La sua routine era scandita dagli orari di scuola dei figli e da quelli di lavoro del marito. Risalire a che ora e in che punto sia stata colpita potrebbe chiarire molti dubbi. E intanto andiamo in diretta a Padova, dove è in corso una conferenza stampa del Partito Democratico che scende in campo in difesa della sanità pubblica e anche per la riduzione delle liste d'attesa. Sentiamo il segretario regionale del PD, Andrea Martella. La salute è anche tempo. Se non si riesce ad avere una diagnosi, una cura perché non si ha una visita, è evidente che i cittadini sono costretti o a non curarsi
o a scegliere il privato. La salute è anche la necessità di aumentare il numero dei medici di medicina generale, che sono carenti in tantissime realtà della nostra regione. La salute è anche la necessità di aumentare il numero dei professionisti, medici e infermieri nei nostri ospedali a partire dai pronto soccorso. Tutti quanti sappiamo quanto siano lunghe anche lì le attese se un cittadino ha necessità di avere delle cure. Insomma, più passa il tempo, più la salute di ognuno di noi è a rischio, e questo è una giustizia per quanto ci riguarda del tutto insostenibile, perché se le cure non vengono assicurate nei tempi prescritti si rischia di compromettere la salute, perché se non si trova il proprio medico di medicina generale si incentiva l'accesso improprio al pronto soccorso, ove peraltro, come ho detto prima, mancano i medici, perché se non ci sono cure appropriate e tempestive succede anche che i cittadini abbiano danni irreversibili in un ambito particolare come quello della salute mentale. E quando si apprende che in Veneto ci sono, nel 2022, abbiamo tutti i dati, su 29 milioni di prescrizioni sono state erogate solo 16 milioni, quindi 13 milioni di cittadini non hanno avuto le cure, ci indica proprio che siamo di fronte ad una venir meno di quelle che sono le ragioni del sistema sanitario regionale. E quindi noi dobbiamo essere ben consapevoli che la Regione deve intervenire. Zaia non può continuamente fare lo scaricabarile. È evidente che la nostra è una sanità, viene spesso ripetuto, di eccellenza, perché eccellenti sono i medici, i professionisti, ma non è più eccellente per quanto riguarda la sua organizzazione regionale. Ed è su questo che dobbiamo intervenire, perché basti dire che in Veneto la spesa sanitaria per la salute mentale, per esempio, è penultima in tutta Italia, e la spesa privata dei cittadini supera i 730 euro pro capite ed è tra le più elevate in Italia, cioè la terza dopo la Lombardia e il Lazio. È evidente, insomma, che c'è qualcosa che non funziona, che su tutto questo è necessario intervenire. Noi oggi lanciamo questa nostra campagna, questi sono i 4 punti del nostro materiale: liste d'attesa insopportabili, carenza di medici di medicina generale, tutela della salute mentale per giovani e adulti e un maggior numero di operatori, di medici, di professionisti della salute. Su questi temi raccoglieremo le firme con un modulo in cui i cittadini potranno rivolgere, sottoscrivendo queste domande alla Regione, lo potranno firmare, si potrà firmare sia su questo modello cartaceo sia con il sistema online. Oggi insieme a me, come vedete, è presente Anna Maria Bigon, vicepresidente della Commissione che si occupa di sanità e di salute. Devo dire che lei e tutti gli altri consiglieri regionali hanno svolto nel corso di questi anni una battaglia molto importante in Consiglio regionale per denunciare le mancanze e per avanzare le nostre proposte. Ma oggi sentiamo il bisogno di fare ancora di più e di fare in modo che la battaglia a livello istituzionale possa essere accompagnata da una grande mobilitazione, e abbiamo deciso di avviarla perché serve un'alleanza con tutti i cittadini per imprimere un cambiamento a questo tran solito, a questo tran ormai ripetuto nel corso di tutti questi anni della Giunta regionale. Ecco allora perché abbiamo questa campagna e perché nei prossimi giorni inizieremo a raccogliere le firme nelle piazze, nei quartieri, nelle realtà più grandi e in quelle più piccole della nostra regione. Grazie, io cedo la parola a Anna Maria Bigon
per un breve intervento. E questa è stata l'introduzione del segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella. Come vi dicevamo, purtroppo nella sanità ci sono frequenti casi di violenza nei confronti di medici ed infermieri. A San Bortolo di Vicenza un'altra aggressione, avete sentito prima nel servizio un ubriaco che ha aggredito una infermiera. Sentiamo la protesta del Nursind e ci colleghiamo in diretta con Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia di Andrea Gregori, il segretario del Nursind di Vicenza, che è il sindacato degli infermieri. Questo perché a seguito dell'aggressione che c'è stata in pronto soccorso qui al San Bortolo l'altro ieri e l'altra aggressione della settimana scorsa, il sindacato, chiede maggiore prevenzione. Sì, sicuramente. Allora, questi episodi sono ingravescenti, nel senso che si ripetono di settimana in settimana, quindi è chiaro che c'è un problema reale da affrontare. Le forze dell'ordine sono in campo, anche la sicurezza privata è stata messa in campo, abbiamo visto che purtroppo ne ha avuto le conseguenze anche quella, quindi il deterrente o comunque la difesa non basta da sola. E quindi c'è da fare un grosso investimento anche sul personale per avere degli strumenti di relazione con l'utenza, che è un'utenza che è cambiata nel tempo e che va sicuramente anche educata. Ecco, lei prima mi parlava di un'utenza sempre più impaziente, con alte aspettative. Il Covid ha giocato un ruolo chiave anche in questo? Sì, sicuramente, nel senso che le aspettative dell'utenza rispetto ai limiti organizzativi che può avere una struttura ospedaliera sono tanti. Sono tante le attese, sono tante la pretesa di risposta immediata, anche a problemi di salute che non richiedono una risposta immediata. Quindi noi stiamo scontando all'interno dei pronti soccorso quello che è il mancato filtro del territorio, ed è chiaro che un professionista che deve passare dal raffreddore all'arresto cardiaco ha delle priorità, e su questo l'utenza deve capirne qual è la portata. Ecco, per questo voi chiedete maggiori corsi di formazione anche per gli infermieri, per il personale? Sì, non solo. Pensiamo che debbano inserirsi all'interno del contesto di un pronto soccorso anche delle figure dedicate che si occupano proprio di relazione con l'utenza, che li tengano informati sui tempi d'attesa. C'è tutta cosa che il personale non può più fare, perché sostanzialmente è oberato da un carico di lavoro che sta mettendo a dura prova la resistenza del sistema. Quindi noi abbiamo bisogno di maggiori risorse, di risorse dedicate ad una parte che gli infermieri, gli operatori, i medici non riescono più a fare all'interno dei pronti soccorso. Ecco, io ringrazio Andrea Gregori e restituisco la linea a voi a studio. E poi grazie a Luisa Bertini. Poi andremo in diretta da Daniela Sizzia, perché c'è stata un'altra aggressione a Pieve di Soligo, un medico di base aggredito da un paziente. Ma restiamo sul versante della violenza, in questo caso davvero una notizia che ha fatto parlare anche i giornali e le televisioni nazionali, un brutale pestaggio di un giovane albergatore che a Marghera si era permesso di dire a 3 ragazzi di non urinare davanti al suo hotel. È in corso ovviamente una caccia ai responsabili di questo reato. Vediamo. Mi hanno detto che lunedì devo fare un'operazione qua all'occhio perché ho una frattura. Mi hanno rimandato a casa oggi solo perché sono troppo gonfio per fare l'operazione subito. E mi hanno detto di riposarmi un sacco, che sono fatto di cristallo in questo momento, e quindi di fare attenzione. Lunedì rientrerà in ospedale per capire se l'equipe del maxillofacciale di Mestre potrà rioperarla all'occhio sinistro, dove ha subito la rottura dell'arcata sopraccigliare. Così Alessio Wang, l'imprenditore 31enne di Catene di Marghera, dopo essere stato barbaramente pestato a sangue con calci e pugni alla testa, al volto e al collo, ed aver riportato fratture ed ematomi multipli facciali da 3 sconosciuti. Mai viste prima d'ora. Erano completamente sconosciuti.
Probabilmente anche ubriachi, direi. Senti, comunque che età possono aver avuto? Tardi 20-30 anni, fino a metà dei 30. Al massimo? Sì, massimo, sì. Erano italiani? No, erano dell'Est Europa. Episodio di cui ha ricordi vaghi e molto confusi, racconta. Io di per sé, dopo il primo pugno già non mi sono più reso conto di quel che stava succedendo, solo dolore a quel punto. Ho cercato di spingerli via, ma mi hanno assalito in 3 dopo. Questo almeno mi hanno raccontato, perché naturalmente dopo il primo colpo io ero già per terra che mi agitavo e dopo mi hanno continuato a picchiare per circa 2 minuti, 3. Il fatto ieri all'ora di colazione nell'albergo di via Trieste, gestito da lui e da tutta la sua famiglia, quando si stava alternando con la mamma Jean Wei-Fen nel cambio turno. Se penso al fatto che avrebbe potuto fare questo che è successo a me e a mia madre, mi sarei sentito molto peggio. Meno male che si sono fermati con questo, insomma. Cioè, non posso pensare a cosa potrebbe essere potuto succedere. A salvare lui e la madre dalla furia selvaggia dei 3 balordi, l'intervento degli ospiti della struttura, dice. Meno male che c'era gente in albergo, questa è stata la mia vera salvezza. La gente ha iniziato a uscire dall'albergo, naturalmente, vista la folla, hanno deciso di scappare. Consegnato alle forze dell'ordine il numero di targa dell'auto dei 3 aggressori. Vedete lo stato in cui mi hanno ridotto? Secondo voi sono persone per bene queste? Io non lo so. E Anna Maria Parisi ha intervistato anche la mamma di questo ragazzo aggredito, ovviamente coraggiosissimi i picchiatori in 3 contro 1, come succede spesso in questi casi. Non sono solo violenti, sono anche codardi. Vediamo. La schiena è battuto sul muro, sulla porta qua, c'è tutto livido sulla schiena. Purtroppo, guarda, mare, quanto sveglio, praticamente svegliandoli con un incubo. Un incubo, perché ti viene proprio paura. Ora anche passando su strada viene una persona accanto a me passandolo e ti viene paura che uno praticamente ti salta, come se fosse una persona che ti salta addosso. Ha trascorso una notte nera e buia come gli incubi che non l'hanno fatta dormire, visto il pestaggio subito anche da lei. Jean Wei-Fen, mamma dell'aggredito e a sua volta barbaramente picchiata, tutta tumefatta sul corpo e con una grave lussazione alla spalla, scatta di soprassalto per ogni rumore, racconta, ha paura di ogni persona che le si possa avvicinare. In 19 anni di attività non è mai successo un fatto di tale gravità, dice. Ti fa paura, cioè ti viene un incubo veramente così. Soprattutto io, insomma, in queste condizioni sarebbe ancora buono, ma mio figlio l'ha fatto praticamente male. Il suo appello a prefetto, sindaco e forze dell'ordine affinché la tutela non sia un diritto dimenticato. Noi vogliamo una tutela, diciamo, che non succede a altre persone come noi, cioè di vivere su un incubo. Cioè, magari sperando con questa intervista, con questo le giornali che noi le abbiamo fatto, spero per le prossime persone che non si capitano una cosa del genere, ma per tutti, per familiari, per figli, per madre, insomma per tutti quanti, che deve stare tranquillo, insomma vivere, ma lavorare, vivere, ma anche deve essere tranquillo. E ovviamente rabbia e preoccupazione anche da parte dei commercianti della zona Catene di Marghera. Sentiamoli. Dalle spaccate notturne che continuano e alle quali i negozianti di Catene hanno quasi fatto l'abitudine, la malvivenza manda in ospedale a suon di pugni un giovane albergatore che reagisce a chi gli sporca l'ingresso dell'hotel. C'è stato un'escalation che preoccupa, perché oggigiorno tutti i negozianti, vista questa cosa, sono preoccupati, perché non hanno più coraggio di niente, nessuno in pratica. Bisogna non reagire. Scusi, buongiorno, lei sta bene? Sì, faccia pure. Questa è la risposta da dare, perché altrimenti rischi che ti pestino. Probabilmente per carenza di mezzi c'è meno controllo del territorio rispetto a una volta, quindi bisognerebbe avere anche un po' più di riguardo in queste aree periferiche. È difficile che queste cose vengano mai in piazza Feretto. Sbandati di varie nazionalità vagano per la frazione e sfuggono ai controlli delle forze dell'ordine. Ai ragazzotti giovani c'è poca educazione, c'è poco, le famiglie non esistono più e quindi tutto è più difficile da fare, più difficile da gestire. Sicuramente abbiamo fatto un passo di qualità in negativo. Questa operazione che è avvenuta qua davanti alla mia farmacia è stato un passo in negativo.
Non resta che subire in silenzio, quindi, per evitare conseguenze peggiori come quelle patite da Alessio Wang, precisa Pizzini. Ai primi di questo mese, a 700 metri dall'albergo all'autostrada, questa pizzeria ha subito una spaccata notturna che ha fatto molti più danni del fondo cassa portato via dal ladro. Arrestato poi dalla polizia. Tutti quelli che arrivano in Italia, nessuno si vuole adeguare, si pensano sempre che stanno al loro paese e questo non è possibile e c'è bisogno di un cambiamento, ma presto, perché siamo già in ritardo con tutto. La gente deve vivere normalmente come prima, non come adesso con la paura che ti vengono a rubare, che ti scippano. Non li tollero per niente, anche per le cose che mi sono successe anche a me personalmente in poco tempo. Lo sconcerto è al massimo, dopo una vita passata a lavorare e a credere in una società più giusta. Lei mi diceva prima che una volta era tollerante, ora? Non lo sono neanche un po'. Sono diventato, non lo voglio pronunciare a parola, ma è un brutto momento. Siamo in totale abbandono. Torniamo a Padova, dove è in corso la conferenza stampa del Partito Democratico in difesa della sanità pubblica e per ridurre le liste d'attesa. Sentiamo. Il QR code presente sia sul modulo per la raccolta delle firme sia sul volantino e si potrà appunto firmare online. Partirà anche sui social la campagna, quindi sarà possibile firmare anche a partire dai social. Quindi a partire dai prossimi giorni in tutto il Veneto si potrà firmare questa nostra richiesta alla Regione Veneto. Grazie Alessandro. Bene, non so se ci sia qualche domanda da parte vostra, soprattutto da parte dei quotidiani presenti, perché le TV hanno già raccolto. No, c'è anche un tuo collega. Il tema è decisamente interessante e l'abbiamo, come dire, raccontato migliaia di volte, non è che non sia meno importante la presentazione, però vorrei capire una cosa, cioè se il cittadino si mette in lista d'attesa attraverso il tempo deve aspettare 60, 90, 120 giorni. Anche di più qualche volta. Anche di più, anche mesi, a seconda del tipo di situazione. Se invece sceglie l'attività in zone immediate, cioè si libera un po' in tempi direi accettabili, che sono decisamente inferiori rispetto ai massimali fissati alla regione. Una delle ultime conferenze stampa che ho seguito in regione riguardava proprio la possibilità di applicare direttamente la prestazione intramenia al posto di quella sanitaria classica, facendo pagare il ticket di differenza alla regione. Adesso, al di là di chi dello sponsor di questo progetto, volevo capire se questa è una misura che voi considerate interessante, cioè, perché altrimenti come dire, restiamo all'interno di un questa chiuso. Questa è la legge che lo dice. Appunto, allora, perché non va avanti questa cosa? Ma di fatto è quello che abbiamo detto oggi. Io non l'ho sentito. Potevi ascoltare però. No, allora c'è la legge che è la 24 del 98. È chiarissima. Di fatto dice. Ma di fatti, allora, la legge, l'articolo. Quando si superano i tempi medi previsti. Assolutamente. Allora, la procedura è questa. Tra l'altro noi abbiamo depositato per qualche giorno fa una mozione per mettere anche dei fondi e per semplificare la procedura. Perché l'articolo 5 di questa legge dice ci sono dei tempi d'attesa, urgenza, ai 60, 90, questi sono stabiliti, sono veri. Allora, l'assistito può chiedere, qualora il CUP ovviamente non dà nei termini la visita, può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria. Cosa significa? Io chiamo il CUP mi dice, richiama fra un mese, non c'è posto, te la do nel 2025. Prendo nota, faccio una lettera al direttore, perché la legge parla di direzione, faccio una lettera all'URP e anche alla direzione, direi entrambi, faccio una lettera e dico, ho chiamato il CUP, io ti allego la mia ricetta, la mia prestazione, la mia richiesta del medico. Mi dice il medico che devo fare questa visita entro 30 giorni, il CUP mi dice che non c'è posto, addirittura mi dice fra 2 anni oppure quello che vogliamo. Tu me la devi garantire per legge e quindi fissarmela anche intramuraria nei termini previsti dal medico.
L'USL dovrebbe prendere carico, rispondere nei termini, fissartela, tu paghi il ticket, la differenza se la fa carico. No, deve farlo. Lei è in grado di documentare? Allora, il problema è che la gente non lo sa. Noi adesso stiamo facendo questa campagna per promuoverla, anche per questo motivo, perché la legge del 98 tra l'altro parla di recepimento da parte della Regione. La Regione recepisce questa legge in 2 delibere. Una è la 320 del 2013, l'altra è la 479 del 2019, dove stabilisce che l'USL deve dare la visita nei termini previsti e richiesti dal medico di medicina generale. La prescrizione c'è, l'obbligo di legge c'è. È evidente che nel momento in cui io non ho risposta dal CUP, che è il primo step che devo fare una richiesta all'USL. Per iscritto, mandando ovviamente la ricetta. Noi abbiamo preparato anche un facsimile di modulo in modo tale da diffonderlo ai cittadini e che la facciano richiesta, perché altrimenti se il direttore generale non mi dà... il cittadino fa richiesta, perché non è una procedura automatica. Non è una procedura automatica, perché... Comunque adesso non entrerei troppo nei tecnicismi, anche perché noi stiamo presentando una nostra proposta. Allora, questa era la conferenza stampa del Partito Democratico a Padova. Torniamo alla cronaca. C'è stato un tragico schianto lungo la Postumia a Vicenza e purtroppo è deceduto il conducente di un motociclo che si è scontrato con un'auto. Tragico schianto in nottata ad Anconetta lungo la Postumia tra una moto e un'auto. Nell'impatto, dovuto a cause in corso di accertamento, ha perso la vita l'uomo che era alla guida del motociclo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM e la polizia locale per i rilievi. Allora, un altro fatto di cronaca nera: a Campo San Piero c'è stato purtroppo un uomo di 39 anni che stava facendo jogging a Santa Giustina in Colle ed è morto colpito da un malore. Vediamo il servizio di Francesco Rattai. Si è alzato in volo anche l'elicottero del SUEM 118 per tentare di salvare la vita a un uomo di 39 anni, Andrea Binotto, colpito da un malore mentre stava facendo jogging. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri lungo l'argine del Muson a Campo San Piero. Binotto, che viveva a Santa Giustina in Colle, si è improvvisamente sentito male e si è accasciato a terra. È stato subito assistito dalle persone che, come lui, erano sull'argine a correre in quel momento. Inutili purtroppo i tentativi di soccorrerlo. Per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Andiamo in diretta a Venezia da Filippo Fois, dove si sono incontrati il ministro della giustizia Carlo Nordio e il sindaco Luigi Brugnaro per un protocollo che riguarda gli alloggi da destinare al personale amministrativo giudiziario. A te la linea, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da Ca' Farsetti e proprio alle mie spalle c'è il tavolo nel quale è stato siglato questo protocollo tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Venezia. Erano presenti naturalmente della Giustizia Carlo Nordio e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Si cerca di dare una prima risposta a un problema che è molto grave, che riguarda l'amministrazione della giustizia a Venezia e più in generale nel Veneto, la carenza di personale. Venezia è reputata una sede disagiata per vari motivi, principalmente per la sua scomodità e per i suoi prezzi molto alti. Questo ha determinato una sorta di fuga del personale, sia giudiziario che amministrativo, dalla città, alla quale si intende porre rimedio con questo primo protocollo che è stato siglato oggi dal Ministro e dal Sindaco. Noi dovremmo avere pronto un contributo in cui proprio il Ministro stesso, pochi istanti fa è stato registrato, il Ministro illustra i contorni di questo provvedimento. Anche quando hai la disponibilità finanziaria, hai concluso in tempi ragionevoli i percorsi per la nomina dei vincitori di un concorso, bene, hai i posti, hai i soldi, hai la procedura compiuta e le persone non vengono. Cioè Venezia è l'esempio lampante di questo. Abbiamo letto tutti i giornali l'altro giorno, io avevo promesso una
trentina di posti, i posti ci sono, chi manca? Mancano gli aspiranti, non vengono. Allora, l'altro giorno, in un'altra occasione, io mi ero permesso di dire, e lo ripeto, guardate, ditemi quali sono le soluzioni secondo voi. Io personalmente penso, se la gente non viene perché a Venezia un caffè costa 1,30 €, mentre a Catanzaro costa 80 centesimi, è evidente che tutti i vincitori di concorsi hanno interesse a restare dove la vita costa meno. E allora possiamo magari dare degli incentivi, addirittura aumentare lo stipendio perché viene a lavorare in una città che costa di più. Apriti cielo, le gabbie salariali sono incostituzionali, tutto questo non se ne parla, stiamo tornando indietro. Vabbè, troviamo altre soluzioni. Quali sono le altre soluzioni? Facciamo un reclutamento regionale e in questo modo facilitiamo. Ci sono delle obiezioni di ordine costituzionale, ma allora vi è la disomogeneizzazione, scardiniamo l'unità d'Italia, vabbè. Trovatemi voi delle soluzioni, siamo qui, però tutti sanno criticare, ma nessuno sa prospettare delle soluzioni concrete, cioè scritte. Cosa fareste voi al nostro posto? Una di queste l'abbiamo trovata ed è quella di riuscire attraverso, e questo è un esperimento pilota e dobbiamo ringraziare proprio la mia città, anche se io sono trevigiano, di aver trovato almeno un inizio di soluzione, cioè le persone che vengono a lavorare a Venezia hanno la disponibilità. Giuro che ti taglio la gola. Dopo averlo aggredito e strattonato con violenza è arrivata anche la minaccia di morte. Momenti di paura per l'ennesima aggressione a un medico di base, il 42enne Emanuele Del Fabro, nel suo Dunque, queste erano le parole del ministro Nordio. Avete sentito, si tratta di un caso estremamente complesso del quale si discute da anni. È un problema che riguarda la città di Venezia a 360 gradi e naturalmente tocca anche quella che è l'amministrazione della giustizia. Un primo passo, un esperimento pilota, ha detto il ministro della giustizia, che potrebbe anche essere esteso ad altre città del Veneto dove si registrano problemi analoghi di carenza di personale. Con questo per ora da Ca' Fersetti è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Filippo, il bello della diretta, ogni tanto partono dei servizi, ma ovviamente siamo tornati dal nostro inviato e adesso dovremmo andare vediamo il servizio da Cittadella, perché c'è la questione del Tribunale di Bassano del Grappa che ormai è addirittura d'arrivo, tutti d'accordo ovviamente perché apra al più presto, tra questi c'è anche il sindaco di Cittadella Luca Pierobon. Sentiamo. Un volere condiviso e unanime da parte di tutte le amministrazioni della provincia di Vicenza, dell'Alta Padovana, quindi di Padova e anche del Trevigiano, per portare e riportare un servizio importantissimo sia per i nostri imprenditori, per le nostre categorie economiche, sia per i nostri cittadini. È il territorio della Pedemontana compatto a chiedere la riapertura del Tribunale a Bassano. Tra i 70 sindaci presenti all'incontro di venerdì in Sala Chilesotti, anche Luca Pierobon di Cittadella a rappresentare l'Alta Padovana, che nel Tribunale di Bassano ha sempre avuto un riferimento. Questo vuol dire ridurre le spese, questo vuol dire ridurre i tempi di attesa per i processi, questo vuol dire far ritornare un territorio come quello della Pedemontana ancora competitivo. Da qui a ottobre l'orizzonte temporale che il governo si è dato chiedendo al territorio una risposta forte. La presenza di 3 presidenti di provincia, 70 sindaci, la richiesta che arriva anche dalle categorie economiche è la dimostrazione di quanto questa sia una battaglia condivisa. Vento in poppa sembra un progetto che non dovrebbe incontrare ostacoli da parte del governo. Favorevole alla riapertura, oltre al sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che sta conducendo in prima persona la partita, il suo omologo Andrea Del Mastro delle Vedove, che in un'intervista al Secolo XIX ha spiegato come il piano per il Palazzo di Giustizia bassanese sia un progetto pilota a livello nazionale. Visto di Chiara Gaiani, adesso andiamo a Pieve di Soligo dove un medico è stato aggredito. Vi abbiamo parlato dell'aggressione a un'infermiera del San Bortolo, anche un medico di base ha subito violenza. Vediamo. Giuro che ti taglio la gola.
Dopo averlo aggredito e strattonato con violenza è arrivata anche la minaccia di morte. Momenti di paura per l'ennesima aggressione a un medico di base, il 42enne Emanuele Del Favero, nel suo studio di Pieve di Soligo ieri pomeriggio. A colpirlo un trentenne di origini marocchine che esigeva un farmaco a rischio dipendenza senza spiegargliene il motivo. A rifiuto del dottore, che aveva comunque proposto al paziente una soluzione alternativa non potendo prescrivere quel farmaco, l'uomo è andato su tutte le furie, aggredendolo e minacciandolo di morte. Il medico ha mantenuto i nervi saldi ed è riuscito a portare il paziente verso l'uscita, ma a quel punto il trentenne prima si è buttato a terra dicendo di essere stato spinto, poi ha rotto una porta dell'ambulatorio e un estintore, ripresentandosi dopo pochi minuti davanti all'ambulatorio. A quel punto Del Favero ha allertato i carabinieri, mentre l'uomo si è dileguato. L'aggressione di ieri pomeriggio è soltanto l'ultima di una lunga serie di episodi di violenza ai danni di medici dell'ULSS 2. Solo una settimana fa il dottor Alfonso Feis, 69enne di Codogné, era stato minacciato verbalmente da un suo paziente, fortunatamente senza riportare conseguenze. Andiamo in diretta a Treviso con Daniela Sizia, che è in compagnia del direttore generale dell'ULSS Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, sono in compagnia del direttore generale. Direttore, l'ennesima aggressione ai danni di medici, sia dell'ospedale, questa volta invece di un medico di base. Sì, va la mia e la nostra solidarietà al collega che è stato, aggredito dalla persona. Io dico solo una cosa, è stato un momento difficile il post-Covid, quindi e anche, anche gli utenti sono stanchi, le liste d'attesa, tutta una serie di cose, e i medici comunque sono stanchi anche loro, quindi chiedo veramente che ci sia una tregua sostanzialmente, che gli utenti capiscano che i medici hanno a cuore la persona come persona che deve essere presa in carico in termini di salute, ma che qualche volta devono anche capire che il medico è stanco, quindi cercare di trovare un compendio tra i due in modo tale da evitare episodi di aggressione che non portano a niente, solo a incrinare i rapporti. Ecco, è stata un'escalation nell'ultimo periodo di aggressioni. Sì, è stata un'escalation, tant'è che noi stiamo formando i nostri operatori del front office, in particolare del pronto soccorso, ma anche di reparti, perché sappiano gestire un'aggressione che può arrivare da parte di un esterno, in modo tale da evitare la conflittualità e riportare tutto a un rapporto sostanzialmente normale. Ecco direttore, se mi concedi un altro minuto, c'è stato un ricovero qui all'ospedale di Treviso, prima a Montebelluna, poi a Treviso, di un quindicenne colpito da meningite e meningococco, purtroppo un altro caso. Come sta intanto il ragazzo? Il ragazzo in terapia intensiva è stabile, noi confidiamo comunque che recuperi tranquillamente. Ecco, mi permetto di dire, non creiamo allarmismi perché assolutamente non è il caso, la situazione è sotto controllo, sono già stati verranno profilati stamattina con l'antibiotico le 20 persone che sono più vicine al ragazzo, e anche oggi andranno i nostri collaboratori del SISP, andranno nella scuola per fare la profilassi con l'antibiotico ai 20 ragazzi che sono i contatti più stretti. Ecco, proprio un'ultima domanda, direttore, questa è un po' la stagione, diceva, delle meningiti. Sì, è la stagione, quindi nessun allarmismo, ogni anno noi abbiamo dai 4 ai 6 casi di meningite che colpiscono i minori, quindi siamo oltretutto nel periodo dove questo avviene. L'importante è che ci sia la consapevolezza che nel momento in cui la persona ha mal di testa, cefalea, febbre, vomito, nausea, queste tipologie di sintomi, di portarlo al pronto soccorso, dove troverà persone adeguate e preparate che sapranno ovviamente contrastare la patologia. Grazie davvero direttore. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Daniela Sizia. Francesco Benazzi, è vero, ha ragione il direttore, non bisogna fare allarmismi, certo è ancora vivo il ricordo di Tommy, il ragazzo di Teste sul Brenta, che purtroppo a causa di meningite è morto qualche settimana fa. Diamo anche qualche buona notizia, vediamo un titolo che riguarda le bollette della luce, giù del 55,3% nel prossimo trimestre per le famiglie nel mercato tutelato. Abbiamo sentito su questo i bassanesi, sentiamo cosa ci hanno detto. Il governo ha annunciato delle riduzioni per le bollette dal 1° aprile del 50% mediamente luce e gas, è una buona notizia? Per me sì, l'importante è che vada a buon fine, cioè che poi non ne approfittino qualcuno che non ne ha diritto, ecco. Sì, io sono d'accordo su tutto quello che sta facendo questo governo.
Noi non abbiamo avuto grossi rincari, per cui sì, va bene così. Siete fortunati? Certamente, se abbassano ancora meglio. Quale bolletta? Della luce e del gas. Adesso sembra che verrà ridotta del 50%. Ci crede? No, Perché? non penso, però non lo so neanche in realtà. Speriamo. È l'annuncio del governo, che insomma sono un taglio delle accise. Non ho letto ancora, siamo in ferie per quello. Una bella sorpresa. Io invece sì. Avevo sentito di alcune riduzioni sulle tariffe, ma nello specifico non così importanti, per cui sono molto felice che ci sia un chiaro segnale da parte del governo in una direzione che per tanto tempo è andata contro l'economia italiana in questo senso, e quindi tutto si è rallentato. Ho sentito qualche cosa, ma non ci credo tanto. Perché? 50% mi sembra eccessivo. Beh, erano cresciute tanto prima. Sì, è vero, però non rientriamo nella norma. Ne abbiamo sempre di peggio. Di solito aumentano tantissimo e poi magari succede che a diminuirle ci mettono del tempo. Qui lo fanno tutto su un colpo. Sì, ma mi pare strano il 50%, mi sembra troppo. Per me è pubblicità, quindi non sono tanto convinto. Comunque noi personalmente non abbiamo subito grandi rincari, quindi siamo abbastanza soddisfatti. Commento sulle bollette, finalmente potrebbero essere dimezzate al 50% luce e gas, ci crede? No. Per lei signora, mi scappa, non ci crede. Lasciamo stare, dai. Oddio, speriamo. Crederci è difficile, visto il periodo, però così è. Ecco. C'è differenza tra gas e corrente, quindi una un po' più dell'altra. Ecco. Sì, sicuramente sì. C'è differenza. Ho visto il gas più che altro, adesso qualcosa dicono, staremo a vedere. Perplessità perché? Perché da tanti anni promettono, ma poi vediamo. Ma qualcosa stanno facendo, dopo dipende dalla tariffa che ognuno ha scelto, nel senso se è tutelata o meno, ma comunque insomma qualcosa stanno facendo, lo apprezziamo. Siamo fiduciosi, no? Bisogna essere fiduciosi. Sempre. C'è però anche l'aumento degli oneri di sistema, per cui un po' una contropartita non è proprio solo la riduzione, adesso ognuno poi vedrà esattamente, ma in sé è una buona notizia. Insomma, è una buona notizia, dopo dobbiamo far quadrare i conti, lo sappiamo, per cui noi abbiamo fiducia. Spero che sia vero, ecco, l'importante è quello, che sia una cosa che hanno fatto. È una buona notizia. Madonna, certo che è una buona notizia, non so se è vera. Ecco, è il 1° aprile, infatti. No, è domani il 1° aprile. Va bene. Va bene, ho capito. La coincidenza è fatalità. Non avevo calcolato. Questo annuncio è stato fatto dal 1° aprile. Va bene, allora non lo so, sarà proprio un 1° aprile, perché mi pare impossibile. Bisogna vedere se uno crede al pesce d'aprile o no. Lei è dubbioso. Vediamo, io finché non vedo non credo. Aspetta la bolletta. Aspettiamo la bolletta che non è ancora arrivata e poi vediamo cosa succede. Scettico. Speriamo. Realista più che altro, più che scettico direi realista. Intervista di Daniele Garbin. Come avrete sentito si è svuotato l'hotspot di Lampedusa, ci sono di nuovo 500 migranti rispetto ai 3.000 dell'altro ieri, però questi migranti vengono trasferiti nelle regioni italiane, ce ne sono diverse centinaia in arrivo in Veneto. Vediamo ieri cosa hanno detto su questo ed altro il ministro degli interni Piantedosi con il governatore Luca Zaia. Sicuramente Venezia e il Veneto, come tutto il territorio nazionale, beneficia e beneficerà di iniziative più di carattere generale che il Governo ha preso anche in occasione dell'ultima legge di bilancio, dove ha previsto degli stanziamenti aggiuntivi per alimentare, proprio il fondo assunzioni, per alimentare assunzioni straordinarie tale da coprire il turnover e andare anche oltre. Si tratta di immettere personale con maggiore vocazione operativa, personale di giovane età rispetto al turnover con i pensionamenti. Parla di risorse e assunzioni straordinarie il ministro all'interno Matteo Piantedosi, impegni importanti presi di fronte ai diversi rappresentanti delle forze dell'ordine, ringraziati anche per la gestione della manifestazione degli anarchici sabato scorso in Laguna, a sostegno di Alfredo Cospito e di Joan Sorroche, l'attentatore del K3 a Villorba, esplicito poi il riferimento a una delle zone più calde di Mestre e dell'intera regione.
C'è un'attenzione particolare, l'avete già visto, su alcuni luoghi che sono di particolare sensibilità, penso a Via Piave, famoso insomma. Inevitabile parlare di migranti in settimane caldissime sul fronte degli sbarchi, con Piantedosi che da Palazzo Balbi ribadisce la linea dell'esecutivo. Frenare questo flusso incontrollato e quindi di avere numeri più sostenibili per l'intero sistema di accoglienza nazionale. Stiamo lavorando per fare in modo che non ci sia un impatto soprattutto sui territori. Altro discorso fa intendere il ministro: i flussi irregolari. A tal proposito potrebbero esserci altri click day come quello di lunedì scorso. Il governo non ha nessun pregiudizio a prendere in considerazione tutto ciò che può essere di aggiuntivo rispetto a quello che il verificato maggiore fabbisogno del sistema delle imprese. Penso che quello che dice il Ministro vada assolutamente nella direzione di dare una risposta alle imprese, ovviamente salvaguardando i lavoratori locali, che ovviamente non è che deve passare l'idea che ci sarà uno switch tra lavoratori locali e nuovi lavoratori. Tutti i nodi affrontati nel giorno in cui Viminale e Regione siglano il protocollo per l'attuazione in Veneto del nuovo numero unico di emergenza europeo, il NUE 112. La transizione verso il nuovo regime durerà qualche mese. Noi abbiamo voluto fino in fondo avere una progettualità come un abito sartoriale, visto e considerato che noi portiamo in eredità un 118 che è un fiore all'occhiello a livello internazionale e dobbiamo essere efficienti come prima. È il titolare del Viminale insieme al governatore del Veneto Luca Zaia. Per Mario Bertolissi, costituzionalista, alfiere dell'autonomia, questa è la volta buona, lo ha detto ieri il professor Bertolissi a Chiara Gaiani. Sentiamo. Io non so se è la volta buona, è la volta però, nel senso che fino ad ora non eravamo mai andati oltre i discorsi in astratto. Adesso c'è un principio di azione, questo lo si deve indubbiamente al ministro Calderoli, il quale ha anche messo in piedi questa comitato tecnico-scientifico che è anche numeroso, formato da 61 persone, però togliamo me e qualche altro, ci sono delle personalità di indubbio prestigio e credo che questo sia un dato positivo per chi teme colpi di mano non so che cosa. Quasi 6 anni d'attesa, ma l'orizzonte per la legge sull'autonomia appare definito. Anche il costituzionalista Mario Bertolissi, con altri 3 veneti, fa parte del comitato tecnico-scientifico voluto dal ministro Calderoli per la definizione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, meccanismo necessario per garantire l'autonomia differenziata. E a chi come Matteo Ricci, sindaco Dem di Pesaro e presidente delle autonomie locali italiane, si dice pronto a costituire dei comitati per abrogare l'autonomia, risponde: non mi importa assolutamente nulla di quello che pensa e di quello che fa Matteo Ricci. Non ti curare di loro, ma guarda e passa. Ai detrattori del disegno di legge risponde punto su punto, a partire proprio dai LEP. Che cosa c'è da obiettare alle regioni o alla Regione Veneto? Tocca mica alla Regione Veneto farli, no? Perché non li avete fatti? Ci vogliono i LEP, fateli. Chi ha in mano i dati? Ce li avete, perché il problema è anche questo. Avete in mano i dati, la contabilità pubblica seria, perché in un paese disorganizzato sono portato a credere che abbiano più che cose reali, numeri di uno che dà i numeri. Insomma, un sistema paese a più velocità, conclude il costituzionalista, che come aveva già fatto il presidente della cabina di regia Sabino Cassese, assicura che il Parlamento resterà centrale. Il sì o il no lo dice il Parlamento. Quindi è inutile star tanto, sa di che cosa si preoccupano quelli che non vogliono? Di trasformare il Parlamento in una palude, cioè dove arrivano le cose e non viene fuori niente. Questa è la loro preoccupazione. Poiché la Costituzione dice che approva tutto il Parlamento, non ho capito, dici tu, se non riusciamo a convincerti dirai di no. Quindi chi è che toglie di mezzo il Parlamento? Le concludo con questa battuta. Secondo lei cosa vuol dire all'italiana? All'italiana vuol dire fate le cose malamente, giusto? Io che sono friulano dico alla friulana, e alla friulana vuol dire che cose sono fatte. 1986 giorni dal referendum del 22 ottobre del 2017. Siamo in buone mani con Mario Bertolissi, un grande giurista, un impegno continuo per arrivare all'autonomia. I giornali hanno riportato una notizia che è uscita da Focus, cioè le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco
sulla trascrizione all'anagrafe delle nascite dei figli delle coppie omogenitoriali. Finco ha dato una versione diversa da quella più moderata di Zaia e di Mario Conte. Sentiamo cosa aveva detto. Sono scelte e dichiarazioni dei singoli, cioè questi sono temi talmente delicati, quando noi parliamo di temi etici, che noi non possiamo collocarli all'interno di un contenitore politico. Anche sul fine vita, no? Cioè, Ricordo per esempio il libro del Presidente i temi del fine vita, che è un tema delicatissimo, piuttosto che il tema del centro di cambio sesso, piuttosto che l'iscrizione delle figlie di coppie gay. Cioè sono tutte tematiche talmente particolari che una cosa che mi hanno insegnato quando ho iniziato a fare politica 20 anni fa, soprattutto all'interno della Lega, mi hanno detto: tutti i temi etici lasciateli fuori dal dibattito politico, ok? Perché comunque sono scelte delicate, personali, che non devono poi dettare un po' la linea poi di quella che è la strategia politica. E Mario Conte ha fatto la sua scelta, io personalmente non la condivido, perché comunque io penso che condividere determinati valori di un partito vuol dire anche, insomma, non avere la paura di dire come la si pensa, come da capogruppo nella passata legislatura già avevo fatto le mie battaglie contro il centro regionale per il cambio di sesso, ma perché io ho determinati valori e difendo i miei valori da sempre. Quindi io rispetto le dichiarazioni di Conte piuttosto che del Presidente Zaia che di qualsiasi altro esponente politico su questi temi, però sono temi loro personali che pretendo che non diventino temi che riguardano il partito. E casomai, se mai dovessero diventarlo, penso che queste siano tematiche che debbano essere affrontate all'interno di un congresso. E questo era Nicola Finco a Focus, vicepresidente del Consiglio regionale. Torniamo a Bassano del Grappa perché continuano a far discutere le pagelle che sono state date alle USL. I bassanesi bocciano l'organizzazione dell'UL7, però promuovono medici e infermieri. Sentiamo. Le pagelle alle ULSS del Veneto fanno discutere, sono in molti, nell'area di competenza dell'ULSS 7 Pedemontana diretta da Carlo Bramezza, a non trovarsi d'accordo con il quinto posto in classifica, su 9 totali, raggiunto dall'azienda sanitaria bassanese. Cittadini e pazienti, al contrario della politica regionale, sarebbero stati molto più severi nel giudizio verso direzione e organizzazione. Promossi invece medici e personale infermieristico. Hanno dato un voto alle varie ULSS della regione Veneto, promosse, chi più chi meno, l'ULSS 7 si è classificata quinta su 9. Sì. Domanda, lei che voto darebbe alla sanità locale? Per fortuna non ne ho bisogno, una salute che ad oggi sto bene, però io darei sempre 1 a tutte, nel senso negativo, perché devono far di più. 6 meno, basta. 6 meno perché, signora? Perché le attese sono troppo lunghe. Lei che voto darebbe alla sanità nostra? Qua a Bassano? Sì. Meno di 0. Meno di 0, perché se io mi tiro giù il giubbotto, le faccio vedere il mio stomaco, sono una cicatrice sola, è una cartina geografica, manca la vasciugana. Ci sono sempre problemi, ULSS senza problemi non sarebbe ULSS. Lei che voto darebbe alla sanità qui? Allora, per più di 5, ma non darei il top, diciamo 3. Perché diciamo che io ho avuto molto bisogno della sanità e ho trovato persone professionali, Il problema sta quando devo prenotare gli appuntamenti che si dilatano e magari sarebbe bisogno di farli un po' prima per accertare effettivamente la patologia. E c'è parecchia agitazione sempre a Bassano del Grappa attorno alle case cura ISAC. I sindacati tirano in ballo l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, intanto il CDA continua ad ostinarsi a non dimettersi. Vediamo. Un incontro urgente per discutere la grave situazione dell'ISAC di Bassano. Lo chiedono CGIL, CISL, UIL e pensionati all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, al sindaco di Bassano Elena Pavan e all'assessore sociale Mavi Zanata, ritenendo non più rinviabile un confronto con le istituzioni regionali
visto il protrarsi delle situazioni di insofferenza manifestate da utenti, familiari e lavoratori delle case di riposo bassanesi, per non parlare della totale assenza di volontà di dare ascolto alle situazioni critiche manifestate da questi ultimi. Parole durissime messe nero su bianco dai sindacati nella richiesta di incontro inviata alla Regione e al Comune nelle scorse ore. Parole che sono destinate ad alzare ulteriormente la temperatura del termometro cittadino, reso già rovente dallo stallo nel quale si sono rintanati il CDA e l'amministrazione. Fra richieste di dimissioni, consigli comunali il cui esito viene ignorato dai vertici dell'ISAC, sindacati sul piede di guerra, riunioni in prefettura e un generale clima che vira alla burrasca, le parti se ne stanno immobili in una guerra di trincea che non serve a nessuno, men che meno agli anziani ospiti delle case di riposo. E così i sindacati hanno deciso di tirare per la giacchetta qualcuno che, volendo, può smuovere le acque, ovvero l'assessore Lanzarin, per fare in modo, e qui citiamo la richiesta di convocazione, di tenere in conto anche le posizioni espresse dall'amministrazione e dalla minoranza, ovvero la sfiducia verso il CDA. E ci stiamo occupando molto della questione del cibo sintetico, ci sono varie scuole di pensiero. Sentiamo cosa ci racconta oggi Alex Giuliano. No al cibo sintetico, alla carne coltivata e nemmeno al latte e mangimi artificiali per gli animali. Questa è la decisione del governo italiano che, con l'approvazione del divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, invia un segnale forte rispetto a quanto sta accadendo in altri paesi. Una legge prima al mondo che vieterà la possibilità di commercializzare e produrre in laboratorio gli alimenti di cui ci nutriamo. Una battaglia che porta con sé anche la firma di Coldiretti, da sempre schierata contro il cibo sintetico e a difesa del Made in Italy. La nostra idea di cibo è abbastanza ben diversa, perché non intendiamo un prodotto che serve solo a alimentarci e a portare dei supporti per poter vivere, per cui per noi cibo è sapori, è distintività, è mille territori, è mille esperienze, per cui un valore ben più alto. Intanto passi in avanti anche per quanto riguarda l'introduzione in commercio della farina di grillo. Non abbiamo, ripeto, pregiudiziali, perché è chiaro, personalmente preferisco altro, però insomma ecco, non è, comunque sia, si tratta di insetti, comunque sia naturale. Consumatori che troveranno in etichetta tutte le informazioni per garantire chiarezza e qualità. I consumatori dovranno trovare, alla luce di questo provvedimento, comunque ben indicato in etichetta la composizione e soprattutto la presenza anche di queste componenti, di queste farine o di questi parti di insetto, e quindi come tale dovrà essere ben identificato. Verrà posto anche poi in posizioni separate, diciamo, rispetto all'altro, per cui un po' l'ipotesi è come il gluten free, insomma, no? Come vediamo, altri prodotti, per cui ecco, onestamente credo sia un elemento davvero importante. Bene, andiamo sull'altopiano, dove è in arrivo una prima edizione della manifestazione dedicata interamente alle malghe. Vediamo. Su, in malga, non è solo un'esortazione a salire nelle terre alte per vivere la cultura dell'alpeggio nell'area che può vantare il patrimonio malghivo più importante d'Europa. È infatti anche il nome della manifestazione organizzata dal Comune di Gallio, che porterà le malghe dell'altopiano dei 7 comuni nella piazza del paese per una 2 giorni dedicata al formaggio, alla tradizione, all'allevamento di montagna e a chi contribuisce a tenere pettinati, se così si può dire, prati e boschi. Appuntamento il 30 e il 31 luglio proprio a Gallio, nel bel mezzo della stagione dell'alpeggio. È una promozione del territorio, è un evento turistico e promozionale e serve appunto a far conoscere quelle che sono le nostre malghe che producono prodotti all'interno della loro azienda e che qui ci vivono e ci lavorano, insomma. Non solo turismo e promozione del territorio per su in malga, non solo degustazioni, mercatino e conferenze sui formaggi degli alpeggi altopianesi, ma anche un aiuto fondamentale per un settore che ha bisogno di innovarsi tenendo nel mirino la tradizione e una cultura millenaria.
Il malghese deve rendersi conto che deve fare anche qualcosa in più rispetto al solo portare gli animali, le madri al pascolo. Noi come amministrazione stiamo cercando di stimolarli e di renderli autonomi da questo punto di vista, in modo che abbiano sempre nuove idee anche loro, un po' li aiutiamo anche noi con questa manifestazione appunto. Servizio di Ferdinando Garavello, questa mattina in regia Tony Esposito e Italo Morao. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo e parliamo di occupazioni abusive di case, di carenza di alloggi, di caro affitti. A tra poco. Eccoci tornati con Focus TG, vi presento gli ospiti di questa parte dell'approfondimento. Maurizio Mestriner, che è il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle a Treviso. Buongiorno Mestriner. Grazie, buongiorno. Grazie molte. Ugo Moro per il Partito Comunista, candidato alle prossime elezioni sempre a Treviso. E saluto e ringrazio, collegato via Skype. Buongiorno, Partito Comunista Italiano. Candidato sindaco a mia volta. Candidato sindaco a sua volta, ha ragione. E saluto e ringrazio anche l'ex parlamentare della Lega Giuseppe Paolin. Buongiorno Paolin. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Non sono candidato sindaco. Sì. Che peccato. Poi in realtà dicevamo l'altro giorno che con altri politici dei vari partiti che insomma è un momento in cui non è che tutti siano disposti a fare i candidati, perché insomma, fare il sindaco è anche una bella gatta da pelare, non è facile, non è una passeggiata. Senta Paolin, partiamo da lei perché lei è promotore di una legge contro l'occupazione abusiva degli alloggi. Ce la spiega? Sì, allora, giusto per chiarire, io l'avevo presentata nella passata legislatura ed è stata ripresentata con altre proposte in questa legislatura, ad esempio l'ha ripresentata l'onorevole Boff, che ringrazio. Allora, in definitiva era l'introduzione di un reato di occupazione abusiva delle case. Adesso, lasciando perdere i tecnicismi, è chiaro che la normativa attuale non tutela i possessori di case, chi subisce un'occupazione abusiva. Io ricordo l'articolo 14 della Costituzione che prevede che il domicilio è inviolabile. Oggi, con le normative attuali, questo non accade. Chiunque può entrare in un'abitazione, sostituire la serratura e la cosa che è più grave, perché comunque la giustizia è lenta, poi magari la casa viene anche restituita, ma il problema è che le cose che ci sono dentro vengono spogliate, ci sono ricordi di una vita, perché nel maggior parte dei casi le case occupate sono di persone anziane, facilmente che magari si sono recate in ospedale, o di disabili che lo stesso si recano in ospedale. Ecco, il furto e il danno che viene causato, a mio avviso, è ancora peggio di del momentanea non fruizione dell'immobile. Sì, molto chiaro. Si parla spesso di occupazione abusiva delle case, forse è l'unico che ne parla Mario Giordano nella sua trasmissione Fuori dal Coro. Mestriner, c'è questo e poi c'è la carenza di alloggi. A Treviso è una situazione difficile, c'è la questione del caro affitti. Sì, restando sul tema dell'occupazione, ovviamente il Movimento 5 Stelle è per la legalità sempre costante, la legalità deve essere una costante. Le occupazioni sono già normate e se si può migliorare la normativa vigente, tanto meglio, siamo perfettamente d'accordo e disponibili a lavorare assieme su questo, anche se una normativa è già presente, quindi da quello che si legge tra i corridoi, di quello che gira nei passaggi parlamentari, sembra si vogliano inasprire ulteriormente le pene, ma è difficile invece gestire altri tipi di situazione. Ricordo che mi sembra degno di nota ricordare che a Roma lo Stato, la spesa pubblica è pesata per 5 milioni di euro per 17 anni
di occupazione di immobili da parte di Casa Pound. Gli immobili liberati durante la giunta Raggi, ben 5 milioni di euro costati ai cittadini italiani, 17 anni di occupazione di immobili da parte di Casa Pound. Mi sembra, sono cifre che fanno pensare. Certo che non possiamo ignorare poi che, parlando di residenziale, oltre all'occupazione c'è un problema dilagante di come le famiglie possano sostenere le spese per la casa, perché il diritto alla casa dovrebbe essere un diritto garantito a tutti, a tutto il popolo italiano. Tra affitti sempre più alti, mutui esatto, che stanno schizzando a cifre pazzesche nel giro proprio di questi mesi qui. Dopo aver schizzato in alto i prezzi del gas, il gas sembra ritornare a prezzi pre-crisi, ma sono partiti i prezzi dei mutui in maniera incontrollata, ci sono intere famiglie in grande difficoltà, e ricordo che l'attuale governo ha bloccato il fondo per la morosità inconsapevole. È un fondo di 250 milioni, quindi a livello statale poco per il peso dello Stato, però era un fondo che permetteva di avere un salvagente a molte famiglie e questo governo lo ha tolto. Questo è un dato diciamo, rilevante, perché in effetti venivano aiutate le famiglie che per perdita del posto di lavoro, per situazioni diciamo, che ovviamente imponderabili non potevano più pagare l'affitto. La questione della morosità è importante anche poi per i proprietari di casa, perché poi scatena un effetto domino di conflittualità. Ugo Moro, candidato sindaco per il Partito Comunista Italiano a Treviso, lei come crede che si possa in qualche modo intervenire? Intanto preliminarmente ci fa piacere che sia stato fondato sulla Costituzione repubblicana e si sia partiti da un articolo della Costituzione repubblicana per intervenire con una ulteriore normativa. Magari si facesse sempre così. Purtroppo abbiamo una serie di leggi che hanno ignorato il dettato costituzionale, che rimane la linea guida del popolo italiano. C'è questo problema perché gli affitti sono esagerati, le case non si trovano. Mi sembra che l'Ater Veneto non aiuti, oltremodo anzi, che di scandalo in scandalo le abitazioni vengano assegnate in una maniera che non trova riscontro nelle esigenze dei cittadini, delle cittadine, del popolo. Noi pensiamo che serva una diversa amministrazione delle Ater, in particolare di quella di Treviso, che il Comune si faccia carico per quanto possibile di risolvere un problema che in apparenza riguarda dai numeri il 20% dei cittadini, ma il 20% dei cittadini è tantissimo. E dentro questo torniamo a ribadire che il nostro progetto sulla Grande Treviso, sull'unificazione di Treviso con i comuni Paese, Quinto, Zero Branco della cintura trevigiana, ci consentirebbe di disporre anche di quegli spazi, perché devono essere costruite nuove abitazioni evidentemente attraverso l'edilizia pubblica, perché diceva il collega che sì, è un diritto. Siamo in un'epoca in cui con i giusti sacrifici, i giusti impegni, non daremo la casa a tutti, ma evidentemente i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto di vivere con dignità e senza una casa. Questi mutui che sono tornati a salire immensamente, poi ci sono anche metri cubi di strutture da riconvertire che vanno celermente risistemate,
perché il problema è un problema di tutti, è un problema sociale e va risolto. Per quello che riguarda l'occupazione è evidente che si tratta di reati e ci mancherebbe altro, perché che un anziano cittadino torni dall'ospedale e non trovi, bisogna fare presto perché non deve accadere, quindi controllare che non accada, e chi si macchia di questi reati abbia quello che la legge prevede, inasprimenti. Adesso non siamo della cultura che inasprendo di più si risolva, si risolve prevenendo e garantendo che chi commette fatti così gravi poi abbia il giusto tempo di pentirsene per diventare anche un cittadino migliore. Ecco Paolina, vediamo spesso casi davvero gravi, paradossali, grotteschi, cioè ne citava uno Moro, cioè la signora che va all'ospedale, torna e non trova più la casa perché è occupata, e vediamo che c'è l'impossibilità per ora di sfrattare l'occupato, perlomeno sembra un'impresa difficilissima, no? Che cosa... questa proposta di legge contiene degli strumenti che possono in qualche modo obbligare chi occupa a lasciare l'appartamento, se non con le buone, con le cattive, o no? Sì, no, bisogna fare tutte le normative che insistono su questo problema, che a volte si affardellano perché allora ci sono sentenze che hanno sollevato lo stato di necessità, l'articolo 54 del codice penale, e quindi gli occupanti sono stati lasciati rimanere dentro per questo stato di necessità, perché hanno occupato per un bisogno. Allora, bisogna, a mio avviso, semplificare e riportare una normativa semplice che sia chiara, cioè vale a dire chiunque dimostri di essere proprietario, magari con l'intestazione delle utenze, il contratto, l'acquisto della casa, e affidare alla polizia giudiziaria il compito di restituire subito l'immobile al cittadino, perché poi una volta che entrano le procedure per le azioni cosiddette possessorie per ritornare a favore dell'immobile sono lunghissime, e in questo caso i danni magari all'abitazione sono elevati, i furti, perché noi ci troviamo in un controsenso dove se uno entra in un'abitazione e ruba, che so, 10.000 euro, in fragranza di reato c'è l'arresto. Se questo entra nell'abitazione, sostituisce la serratura e si appropria di quei soldi, lo può fare. Veramente incredibile. Questa è una tradizione, quindi la normativa va semplificata. A mio avviso bisogna dividere il piano di questa discussione, cioè un conto è l'occupazione abusiva delle case. Le stime dicono 50-60 mila alloggi occupati abusivamente, gestiti in gran parte anche dal racket, che le associazioni criminali fanno pagare gli affitti poi a questi immobili occupati. E d'altro canto il problema dell'edilizia popolare, della casa, sono due cose completamente distinte. Uno è un reato, l'altra è un'esigenza che bisogna far fronte nei confronti dei cittadini. Ricordiamo che però in Italia l'acquisto di una casa, cioè le famiglie sono in maggioranza proprietarie di un'abitazione e quindi vanno prioritariamente salvaguardate. Sì, anche perché ci sono casi di non so, pensionati che vivono grazie all'affitto, no? Hanno finalmente comprato un alloggio, magari vanno ad abitare da un'altra parte per avere meno spese, però ovviamente sono indispensabili gli affitti che quell'appartamento producono. E oggi, l'ultima cosa, sì. Oggi chi libera le case sono i giornalisti, le trasmissioni televisive, c'è questo da rilevare, cioè se uno o
ci sono o i giornalisti delle trasmissioni televisive o il racket che alcuni si rivolgono, e il racket riesce a liberare gli immobili velocemente. Quindi è chiaro che bisogna semplificare la normativa e la prima cosa è rendere gli immobili subito disponibili al legittimo proprietario. Sì, è verissimo, cioè noi appunto queste storie le si vedono sulle televisioni, citavo Mario Giordano, le Iene, però poi invece dovrebbero essere le autorità preposte ad occuparsene. Mestriner. Sì, su questo tema non si può che essere d'accordo. Il cittadino deve avere la garanzia di avere la legge dalla propria parte quando si trova in una situazione di occupazione da parte di altri di un alloggio di proprietà. È evidente come sulla carta, perché stiamo parlando di leggi normative che più o meno già esistono da tempo, è evidente che il mettere in pratica quello che c'è scritto ha delle difficoltà e bisogna trovare una soluzione, non so se è la sburocratizzazione o se ci sono poi effettivamente dei punti da gestire con le forze dell'ordine perché queste debbano avere un peso maggiore sul poter intervenire. Ritengo comunque che rientri tutto in una sfera che riguarda un progressivo impoverimento della società, dei ceti soprattutto più deboli, e di una differenza tra ricchi e poveri che è sempre più crescente, quindi legato a stipendi probabilmente da fame e situazioni di vita precaria e socialmente appunto anche socialmente precaria. Bisogna però che si possa intervenire liberamente e non può esserci un cuscinetto di grigio che non sia chiarito dalla legge e che non permetta alle forze dell'ordine di essere libere nelle loro operazioni che devono assolutamente avvenire e garantire la legalità. Allora torniamo tra poco, dobbiamo andare in pubblicità, torniamo con Maurizio Mestriner, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Treviso, con Ugo Moro, candidato sindaco del Partito Comunista Italiano a Treviso, e con l'ex parlamentare della Lega Giuseppe Paolin. Torniamo subito, state con noi. Allora, di nuovo il caro affitti, l'occupazione abusiva degli alloggi, ne abbiamo parlato. Torniamo dall'ex parlamentare Giuseppe Paolin, perché poi ci sono tanti altri temi su cui c'è anche uno scontro politico, la questione degli appalti, il super bonus 110% con i crediti incagliati. C'è una grossa polemica della Lega con l'ANAC, no Paolin? Perché c'è la questione di un codice degli appalti che è stata codice degli appalti considerato da una parte troppo severo, dall'altra invece diciamo, l'opportunità per infiltrazioni illegali, no? Ma sì, è la solita questione. Come per le case occupate, noi abbiamo delle normative che prevedono tutto e che poi alla fine generano la paralisi dell'azione dello Stato. Come per il codice degli appalti, l'accusa che ci ha fatto l'ANAC di aprire alle... noi dobbiamo semplificare, noi dobbiamo, soprattutto in questo momento in cui di crisi, stiamo parlando di affitti, del costo del gas, dobbiamo semplificare, dobbiamo rendere usufruibili le norme, non possiamo incagliarci ogni volta e scontrarci con 1000 bazzelli e poi non riuscire a centrare l'obiettivo. Quindi a mio avviso e anche la posizione della Lega, la semplificazione deve essere fatta. Certamente la semplificazione non è aprire all'illegalità,
Però dobbiamo constatare, oggi abbiamo, facciamo l'esempio sulle case occupate abusivamente, abbiamo una normativa che prevede tutto. Di fatto le case vengono occupate e non vengono liberate. Quindi bisogna intervenire, è 2 anni che se ne parla e io ricordo che la legislatura scorsa la mia era l'unica proposta presentata per risolvere questo problema. Quindi noi facciamo tante trasmissioni televisive, tanti dibattiti, però poi concretamente non facciamo nulla. Abbiamo normative che si accavallano, che si incrociano e che di fatto paralizzano l'attività dello Stato. Questo. Abbiamo 2 minuti ciascuno perché dobbiamo chiudere molto in orario oggi. Moro, lei tra l'altro lavora... Chiedo durante l'intervento? Sì, prego. No, allora, io penso questo, che i latini dicevano summum ius summa iniuria, l'ammasso dell'applicazione della legge determina le più grandi ingiustizie. È evidente che la normativa neanche poteva immaginare che qualcuno andasse ad occupare la casa di fatto già occupata, già detenuta dal proprietario o dall'affittuario. E quindi è ben diverso dall'occupare una casa sfitta, lasciata magari nel campo della speculazione. Bisogna affrontarle queste cose con grande determinazione, con grande serietà, per carità, attraverso una politica di prevenzione e di assistenza sociale, non v'è dubbio, ma anche attraverso la ferma determinazione di colpire chi si appropria di quanto non può appropriarsi, ci mancherebbe altro. Tutto questo deve avvenire in un quadro di miglioramento, perché è evidente che una lotta fra poveri fa soltanto tristezza. Grazie Moro, poi ovviamente avremo altre occasioni in vista delle amministrative di ospitarvi nei nostri programmi. Mestriner, così chiudiamo. 3 cose. Sì. A Treviso servono più alloggi popolari per famiglie e coppie giovani. 2. Il governo attuale sta creando degli impasse clamorosi perché, sul super bonus non vogliono, dopo che si sono presi i voti dicendo che avrebbero risolto i problemi, non li stanno risolvendo, ci sono milioni di crediti incagliati da sbloccare, imprese e famiglie possono andare sul lastrico, è solo questione politica di questo governo. 3. L'ANAC, ricordo che è l'Associazione Nazionale Anticorruzione, ha messo un faro su questa modifica voluta da Salvini. Vorrebbe dire che il 98% dei lavori pubblici, tutto quello che dovrebbe andare in gara sotto fino a 150.000 euro, potrà essere dato ai cugini e agli amici senza nulla chiedere e senza che nessuno possa mettere il becco. È inaccettabile. Mi faccio aggiungere soltanto veramente su questo, sugli appalti, perché è chiaro che non bisogna imbrigliarsi, però non bisogna neanche esagerare. Appalti e subappalti, attenzione soprattutto che le imprese abbiano le caratteristiche economiche, fiscali e contributive, perché poi gli infortuni sul lavoro, si muore in 2-3 al giorno ancora in Italia, si va per guadagnare il pane e non si torna a casa. Quindi io faccio tra l'altro l'imprenditore nel settore delle costruzioni e quindi bisogna essere assolutamente certi che i lavori vengano poi compiuti con regolarità, rispettando la normativa sul lavoro, dell'infortunistica e salvaguardando i lavoratori. Per quello che riguarda il super bonus, davvero ci facciano una legge che consenta alle banche, che imponga alle banche di svuotare i cassetti fiscali delle imprese, perché così stanno mandando un'intera nazione in fallimento. Benissimo, grazie molte davvero Maurizio Mestriner. Grazie a lei. Ugo Moro, grazie a voi, grazie a voi tanto, buongiorno, Moro, grazie. E a Giuseppe Paolin, grazie a tutti, a presto, buon lavoro e noi ci vediamo stasera con Focus alle 21:15 e domani con il nostro telegiornale. Buona giornata.